Portare i fatti di cronaca nelle case dei telespettatori, farli diventare protagonisti di eventi storici per il nostro territorio. Antena 3 è sempre stata in prima linea per raccontare i grandi eventi, anche quelli legati al mondo della Chiesa, come l'anno scorso quando in occasione della visita del Santo Padre Benedetto XVI in Veneto, la nostra emittente organizzò nello splendido scenario della Basilica dei Frari un talk speciale dedicato all'evento. In quell'occasione avevamo per la prima volta come ospite in diretta di una trasmissione il Patriarca di Venezia, Monsignor Angelo Scola. E ora il Veneto si appresta a vivere un altro momento storico. Sabato 24 marzo, infatti, si insedierà il nuovo Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, che nel pomeriggio nel comune di Mira farà il suo ingresso ufficiale in diocesi. Antena 3 ancora una volta si prepara a raccontare questo appuntamento con una puntata speciale di X News in onda lunedì 19 marzo in prima serata. Tra gli ospiti del direttore Domenico Basso ci saranno il vescovo di Vicenza, nonché amministratore apostolico Monsignor Beniamino Pizziol, il presidente della provincia di Venezia Francesca Zaccariotto e il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, ma soprattutto nel corso della trasmissione avremo un collegamento dalla Spezia proprio con Monsignor Francesco Moraglia, che farà il suo saluto ai fedeli. Insomma, ormai il conto alla rovescia è iniziato e anche il governatore Luca Zaia è pronto per salutare il nuovo patriarca. Il nuovo patriarca succede a Sua Eminenza Angelo Scola e quindi una grande eredità. Noi accoglieremo sicuramente con i massimi onori il nuovo patriarca che si insedierà, ma sarà anche l'occasione poi di affrontare i veri temi, le vere sfide del Veneto, che sono la sfida dell'occupazione, della modernità e di tutti i temi che oggi affliggono la nostra comunità. Penso al vero dibattito che si dovrà fare sui giovani e penso che il massimo esponente della comunità cattolica del Veneto non potrà che essere al nostro fianco in queste partite.